Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e oggi abbiamo una puntata speciale e differente. Oggi ricordiamo una persona speciale, un bellunese nel mondo, la cui memoria rimane fino ad oggi e non solo tramite la sua famiglia, ma anche la sua opera. Oggi, dalla fine del mondo, andiamo verso Belluno, da dove nasce questa storia di migrazione. In questa puntata speciale conosciamo un po' di più sulla storia di Carlos Samaria, figlio di migranti bellunesi in Argentina, noto per la sua cultura del lavoro e anche per essere amico e calzolaio di Papa Francesco. L'Italia è da sempre nel podio delle migliori calzature al mondo. È nota a livello internazionale la fama del know-how degli italiani del mestiere delle scarpe. È un bellunese questa volta a mettere in alto il nome delle scarpe italiane. Materia prima di ottima qualità e le conoscenze tramandate di generazione in generazione fanno delle calzature italiane un orgoglio tricolore, conosciute e anche apprezzate in tutto il mondo. Questa storia di scarpe e migrazione inizia a Porcén, una bellissima frazione in provincia di Belluno, un territorio in mezzo alla natura e le bellissime Dolomiti. Tra le panoramiche mozzafiato che ci offrono le prealpi feltrine si distingue quella del Monte Tomatico, di quasi 1600 metri di altezza. Porcén si trova alle falde di questo monte. Possiamo allora immaginare quanto difficile sia stato per il signor Virginio, padre di Carlo, dover lasciare quel posto incantevole nel bellunese. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, decide di partire, valigia in mano, e con un cuore carico di illusioni e nuove speranze per l'Argentina. Al suo arrivo nella città di Buenos Aires, si stabilisce nel quartiere di Floresta, dove continua con il suo mestiere di falegname e lì chiama la moglie, che arriverà da Porcén poco dopo. Lei si chiamava Maria de Chet. Inizieranno una bella famiglia che faranno crescere coi valori del lavoro, la solidarietà e la fede cristiana. Poi, il 24 dicembre di 1931, nasce Carlos Samaria, che ricordava sempre la frase «Pane y queso, ordine y progreso», che sarebbe in italiano «Pane e formaggio, ordine e progresso». Carlos decide di non continuare con il mestiere del padre Virginio, che era falegname, però in qualche senso il legno continuerà a essere parte della sua vita. Correva l'anno 50 quando decide di iniziare a lavorare con suo zio nella famosa ortopedia alemana fondata nel 1927. L'ortopedia rimane fino ad oggi un'azienda leader in calzature e forniture biomedicali. Samaria intraprenderà una carriera di successo con tanto di solidarietà. Oggigiorno è il posto di lavoro di quasi 500 famiglie. Nell'ortopedia potrà aiutare a tante persone, essendo il valore della solidarietà parte della sua identità. Valore condiviso da uno dei suoi clienti più cari e famosi, Papa Francesco. Negli anni '80, Carlos Samaria conosce il cardinale Jorge Mario Bergoglio quando frequentava la sua ortopedia ed era in quel momento rettore del Collegio Massimo. Samaria creava uno stile particolare di scarpe, seguendo indicazioni mediche. Bergoglio visitava spesso l'ortopedia e lì divennero amici. Entrambi hanno tante cose in comune: l'umiltà, la solidarietà, le sue radici e la lingua italiana che parlavano insieme. Samaria non faceva pagare le scarpe ai religiosi, né suore né preti. Allora sempre voleva regalare le scarpe al suo amico Bergoglio, ma il cardinale non accettava, voleva pagare. Carlos ricordava sempre come Sua Santità preferiva riparare le vecchie scarpe invece di comprarne nuove. Samaria ricordava sempre con affetto la foto che ritrattava il momento della consacrazione di Bergoglio come vescovo e poi come cardinale. Nella cerimonia il consacrato deve sdraiarsi sul pavimento in segno di umiltà e lì si evidenziavano le suole sconsumate delle scarpe di Francesco, che preferiva riparare quelle vecchie invece di comprare nuove. Magari senza rendersi conto, Carlos Samaria aiuterà a fare storia. Papa Francesco continuò a utilizzare le sue scarpe preferite in Vaticano, sorprendendo così a tutto il mondo, giornalisti e fedeli compresi. Erano normali, semplici, come le persone che le indossava. Samaria fu l'autore di un stile nuovo di calzature, tipo galoscia. Queste scarpe di Samaria venivano realizzate su misura e avevano caratteristiche molto chiare: una parte superiore liscia, in pelle di vitello, austera nello stile e senza ornamenti. Queste scarpe furono scelte dal cardinale Bergoglio sin dall'inizio e fino ad oggi. Papa Francesco cambierà con le sue scarpe una lunga tradizione di scarpe rosse di Prada. Allora saranno scarpe di Samaria.
Avrebbe mai immaginato questo figlio di un bellunese che accompagnerebbe con le sue scarpe un cambio nella tradizione papale? Il 13 marzo del 2013 fu una giornata molto emozionante per Carlo Samaria. Il suo amico di oltre 40 anni divenne Papa Francesco. Dopo qualche tempo, un giorno, una chiamata lo sorprende. Samaria non riesce a riconoscere all'inizio la voce del suo amico. Il Papa era al telefono. Francesco lo invita a visitarlo e poi Samaria viaggia insieme ai figli Stella Maris e Roberto. Portava con sé tanti ricordi, emozioni e poi un regalo speciale, un paio di scarpe per suo amico il Papa. La storia di queste calzature speciali di Papa Francesco, prodotto dal talento del bellunese Samaria, è presente anche nel 7° volume di Quaderni per la festa dei Moroni, chiamato Scarpoi e Scarpette, curato da Lois Bernard e Serena Turin. Questo libro racconta anche un po' della vita e tradizioni e talenti di alcuni artigiani bellunesi. Sfortunatamente in quest'anno 2020 la forza che aveva questo leone si spegnerà a 89 anni, ma continua viva nella sua famiglia. Roberto e sua sorella Stella Maris Samaria, figlia di Carlos e eredi di quella forza e cultura del lavoro, ci raccontano del grande sacrificio che fece suo padre lungo la sua vita. Vogliono che la storia di vita del padre possa essere di esempio per le future generazioni. Desiderio condiviso anche da Papa Francesco, che una volta venuto a conoscenza della scomparsa di Samaria, ha scritto una lettera alla famiglia dove pronuncia: il suo esempio di gratitudine e di essere un buon cristiano ha lasciato un segno e ne sono grato. Così, Carlo Samaria, amico e calzolaio del Papa, imprenditore italo-argentino, orgoglio bellunese all'estero e figlio di migranti di Porcen, ha lasciato un'importante eredità. Una vita di tanto lavoro, sacrificio, umiltà e solidarietà. Amici, la puntata di oggi finisce qui, con questa storia di immigrazione bellunese in America. A voi, tutti i cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.